Intanto direi ringraziamento al Presidente Zaia per la fiducia e la grande opportunità, un incarico insomma, che mi carica anche di molta responsabilità, perché insomma, la sfida è una sfida importante, una sfida però credo anche stimolante, nel senso di aver raggruppato assessorato sociale, servizi sociali e sanitario insieme, perché sappiamo che i confini tra la parte sociale, sociosanitaria e sanitaria pure insomma, è molto labile, e quindi credo che qui potremo attuare anche quella famosa integrazione sociosanitaria di cui il Veneto insomma, è sempre stato apripista in tutta la programmazione. Sulle sfide future sono le sfide legate ai provvedimenti che abbiamo già anche approvato, ossia il piano sociosanitario 2019-2023, e quindi tutta la parte legata al territorio, la relazione tra la parte sanitaria ospedaliera e la parte territoriale, la cronicità, la non autosufficienza, l'invecchiamento della popolazione, e quindi la prima sfida, ma se vogliamo insomma il primo provvedimento, sono la prosecuzione del piano sociosanitario con le schede ospedaliere, ossia i numeri. Mentre nel piano avevamo i contenuti, i programmi, nelle schede ospedaliere sappiamo ci sono i numeri.